Fatto, l'ha frullato bene, ma ha fatto tipo tanta schiuma. Credo sia il tipo di latte, ho usato il latte di soia. Di solito evito, io non prendo mai robe alla soia, hai capito, tipo i burger, quelle robe là. Per il latte lo prendo di mandorla, di cocco, di riso. Non sono vegano, però adesso va bene, neanche sta qua a parlare di ste robe. Qualcuno che si è informato bene sa che il latte vaccino è molto dannoso, al contrario di quello che ti dicono, e alla fine del gioco ti toglie pure il calcio, alla fine del gioco, però ripeto, non è un discorso per tutti e non voglio affrontarlo. Lo sto dicendo da non vegano, perché io non so, vado a mangiare la pizza, la mozzarella è fatta col latte, quindi lo mangio io, voglio dire, il latte, i formaggi, eccetera, però sono consapevole che sono estremamente dannosi, forse più della carne, forse. E probabilmente sto latte di soia che io prendo solo e esclusivamente perché è aromatizzato alla vaniglia. La vaniglia da qualche anno è uno dei miei gusti preferiti. Mi ricordo una volta per lavoro ero andato, minchia come te le giro sti discorsi, però vabbè, insomma, dai. No, è un ricordo che tiro fuori sempre molto piacevolmente. Ero andato nelle Marche in un albergo per lavoro tanti anni fa, e c'aveva nei corridoi questi profumatori, no, di incenso, sai, quelli a immersione, tipo quello che avevo del Lidl, no? Però roba buona da Sky, no? Quelli del Lidl. E cazzo, ti creavano sto odore di vaniglia nel corridoio, e poi mi pare anche in bagno l'avevano messo, che ti rilassava, ti creava questa situazione di benessere veramente pazzesco. E io da là ho iniziato a essere un po' un fanboy della vaniglia, quindi gelati e tutto quanto alla vaniglia. È il motivo per cui prendo sto latte qua. Però non lo so se fa bene neanche bere la soia, mangiare la soia, sai. Sì, non che Singano è un esperto nutrizionista, assolutamente, però sai, eccedendo in certi tipi di cibo, sia in passato che nel vicino presente, mi sono accorto che tante cose possono essere nocive, e addirittura certe anche del mondo vegetale, se prese, come si può dire, in grandi quantità. Tipo, non so, io mi sono distrutto col succo di limone, perché si sa che il succo di limone fa benissimo, brucia i grassi, alcalinizza in una maniera pazzesca. Sì, sto cazzo, dopo ti alcalinizza, ma intanto quando ti arriva nello stomaco, gli arriva una botta di acidità allo stomaco, ragazzo, che io ne bevevo, per carità, forse in quantità anche un po' sciocchine, un po' esagerate, ne bevevo perché come hai visto, siccome non avevo voglia di stare a spremere i limoni, mi preparavo già la bottiglietta spremendoci il male di limoni, e quindi alla mattina e alla sera prima di andare a dormire semplicemente prendevo la bottiglietta e buttavo. Cioè potevo mangiarmi 4 limoni al giorno, 5, non lo so, hai capito? Però andando avanti tanto tempo con sta roba, dopo bam, hai capito? È una delle cose che bam. Idem, purtroppo la frutta secca, cioè io adoro la frutta secca, io vado pazzo per le noci di macadamia, le noci, le nocciole, cioè tutto, qualsiasi frutta secca, anche i pistacchi, che non so se sono frutta secca i pistacchi, ma credo di sì, perché se la tocchi non è bagnata, quindi se secca, se è frutta secca, oh, non fa una piega. È vero, è vero, è vero, è vero. Mettiamoci comodini qua. Allora, beh, sì, giustamente, come molti tu sanno, c'è la pagina Facebook che vabbè la uso solo per condividere i video dei posti, forse ogni tanto anche qualche altro video, qualche dietro alle quinte, qualche recensione, eccetera, però vabbè, non la curo molto, ci metto solo i video e qualche foto dei bei posti, no? In quanto le puntine del mondo dovrebbe essere questo, no? Poi il gruppo invece è un po' come il vlog, ossia il dietro alle quinte, che è ormai il 90% di quello che sto facendo. In questo gruppo Facebook delle puntine del mondo, lì ho messo tutti gli aggiornamenti, perché come molti tu sanno, sono stato male di stomaco, ho sempre avuto le mie paturnie qua, le mie magagne, eccetera, che non si capiva che cacchio era, perché ogni volta fai analisi del sangue, della pressione, tutti i valori perfetti, qualsiasi vitamina, tutto perfetto, la respirazione, l'ossigenazione del sangue, qualsiasi roba. E ogni volta ho detto, ok ragazzi, ho capito, è perfetto, ma io sto male veramente, non me lo sto inventando, anche perché poi, no, adesso piccola parentesi, ho notato di recente che quando sto male o ste robe mi si riempie il corpo di brufoli, quindi non è una roba psicologica, hai capito? E allora sotto al dottore ho detto, dottore, mi sono rotto il pisellino, per non dire mi sono rotto il cazzo, che non si può dire, cioè, non è bello, cioè manteniamo sempre un po' di bon ton, hai capito, di etichetta.
E il dottore ha detto, vabbè, dai, via, facciamo tutto di tutto, e quindi mi ha fatto lastre, le cose, ecografie, la gastroscopia, ma pensavo chissà cosa, quello che mi raccontavano invece. Vai tranquillo, anche te se devi farla, vai tranquillo, non è assolutamente niente di che. E altre analisi del sangue più approfondite, tutte le allergie, le intolleranze alimentari, eccetera, eccetera, che devo ancora ricevere il responso, no, i risultati di questi test allergici, che mi pare ci vuole un mese. E così vediamo, perché io veramente... Poi ok, sì, lo stomaco sono stato male perché ti ho detto il discorso di prima o del video precedente, adesso non so come gestisco i video, ho esagerato col limone. In più, per sbaglio, ho preso un medicinale che io non potevo assolutamente prenderlo. Stai attento anche tu, anche se forse è una cosa soggettiva, no? Per una questione di intolleranze o allergie, non si sa mai. È un antibiotico molto comune, generale, si chiama ABBA, ok? Me l'avevano dato quella volta per il batterio, che poi sono guarito dal batterio. ABBA si chiama. Io quello anni fa l'avevo preso, sono arrivato in farmacia strisciando dai dolori, veramente strisciando. E là mi sono straimbottito di gastroprotettori e tutto quanto, robe per risistemare lo stomaco. Ok, passano gli anni, mi è arrivato appunto sto batterio, il dottore mi dà l'antibiotico, ho detto cazzo, speriamo, non mi ricordavo, ho detto speriamo non sia quello dell'altra volta, porca puttana era quello dell'altra volta, era l'ABBA. E ovviamente avevo preso gastroprotettori, fermenti lattici, cioè prima di prendere l'antibiotico, no? Però distrutto, fortuna che con una sola pastiglia, fortuna che poi sono riuscito a vomitare, però mi ha abbastanza infiammato lo stomaco, ho un pezzettino di stomaco infiammato, nulla di che, però effettivamente c'è. Quindi, Italia, per la felicità di molti, Singano è vivo e continuerà a fare i video, per la felicità, per la tristezza di pochi, Singano è vivo e continuerà a farti i video. Però, insomma, dico sempre, anche sta roba dei video, non mi piace. Adesso gli haters è da tanto che non ci sono nel canale, sì, forse perché è bloccato, sì, potrebbe essere anche per quello. Vabbè, dettagli. Comunque, il non mi piace, se tu vai a vedere qualsiasi video, vai a guardarti chi fa candid camera, video musicali, chi ti spiega come usare il computer, chi ti fa i tutorial, ricette di cucina, qualsiasi cosa, qualsiasi video, vai a guardartelo. C'è gente che ha centinaia di non mi piace, ma video fatti a regola d'arte, senza nulla che offenda il prossimo, che va contro religioni, credenze, qualsiasi cosa, gusti. Niente, cioè video proprio intoccabili, centinaia di non mi piace, o decine chi ha meno numeri, insomma, tipo me. È inspiegabile, cioè almeno è inspiegabile per me, perché vedi ognuno ha la propria visione del mondo. Io navigo su internet, anche adesso mi sto guardando tanti tutorial per Mac o programmi, sì, per un discorso di lavoro. I tutorial sono delle guide, no? Delle guide che ti fa sta gente molto gentile. Un po' come io ti faccio le guide della singanitudine, con la S mi raccomando, non con la Z, vai che se chiamate Singano con la Z, zingaro è offensivo, se lo chiamate Singano invece prende tutt'altro significato, è simpatico. E cioè io questi qua, certi bravissimi, gli metto il mi piace, se c'è una cosa che mi è tornata utile o mi è interessata gli metto il mi piace, se mi stanno simpatici gli metto il mi piace, però se un video o non mi dice proprio niente, un video del cazzo, o proprio il tipo è antipatico, che cacchio ne so io, non gli metto il non mi piace, non gli metto neanche il mi piace, ma non gli metto il non mi piace, quindi non riesco a mettermi nella testa di tutte queste persone che vanno a mettere il non mi piace nei canali degli altri. Cioè, forse questa gente, secondo me è il mio ragionamento che ho fatto, no? Perché se mi piace mettermi nella testolina degli altri, crede che cliccando il non mi piace YouTube non gli faccia più vedere quei tipi di video di quel youtuber, ma invece ragazzo non è vero un cazzo. C'è un altro modo casomai per penalizzare uno youtuber, non te lo dico perché conosco tanti trucchetti, tante strategie psicologiche per distruggere persone anche, però non te le posso raccontare, ovviamente non le posso rendere pubbliche, però ti assicuro che non è il non mi piace, cioè il non mi piace, anzi, cioè comunque generi interesse, positivo o negativo sono cazzi tuoi, ma generi comunque interesse, già il fatto di aver visto il video hai dato una mano al canale, insomma, hai capito? Quindi ragazzo che metti il non mi piace, salute alla tua. Però anche lì può succedere giustamente perché
tratto argomenti a volte molto molto delicati. Per capirli, non farli propri, anche solo capirli, bisogna avere una mentalità estremamente aperta. Chiaro che chi ha un ego particolarmente sviluppato, quindi ha questa mentalità di ricezione e di interpretazione estremamente chiusa, Singano è lì che gli va addosso con la macchina, lo tampona, hai capito? E non va bene, lo fa incazzare, giustamente, cioè, giustamente nel senso che è una reazione mentale automatica, quindi per quello dico giustamente, no? Però anche in quel caso in cui uno veramente si trova proprio in disaccordo con una cosa o non gli piace, va a mettere il non mi piace. Tu prova a pensare, mettiti nei suoi panni, perché metto il non mi piace? Cioè io metto il non mi piace per ufficializzare, per confermare, cioè tipo neanche un modulo da firmare, da compilare, che a me quella roba non piace. Boh. Cioè a me se non piace cambio video, o cambio video, se proprio non mi piace il canale, lo youtuber, cambio canale direttamente, insomma, ecco. E tra l'altro, beh, ogni tanto mi chiedono chi mi piace e chi non mi piace. Ovviamente non si può far nomi perché non è assolutamente bello, perché ci sono delle verità, delle cose che ovviamente non parlo, non racconto. Io tengo tutto nella mia testolina, non parlo mai male degli altri e sono cazzi loro, insomma, la loro vita. Però chi mi piace, cioè, stranamente degli youtuber, soprattutto quelli dei camper, a Singano piace quelli che piacciono meno alla gente, cioè quelli con meno iscritti. Perché? Perché io, dopo ovviamente è una questione di gusti, non vuol dire che quelli che hanno più iscritti sono meno bravi o non meritano, eccetera, assolutamente no, è una questione di gusti, ok? Quindi per questa questione di gusti io preferisco la gente sincera, e io che qualche video insomma l'ho montato, posso capire quali sono i video sinceri, quali no. Giustamente anch'io ogni tanto faccio qualche video falso perché magari voglio far bene, far preparato, eccetera eccetera, e quindi preferisco veramente tanti che fanno quei video proprio brutti alla cazzo di merda, ma a me piacciono ragazzi, continuate così, siete quelli che avete meno iscritti, non faccio nomi, ma siete veramente bravi, bellissime persone, veramente, proprio delle belle persone, genuine, veramente, bello, bravi. Tanto comunque anche se non fai nomi, quando tu dici un aggettivo o un'azione diciamo che richiama la coscienza di quella persona, quella si rispecchia, si risente, no? Quindi se io dico certe cose senza far nomi, comunque dall'altra parte l'altro capisce che è lui e dice prego Singano. Ciò nonostante Singano non guarda quasi mai i video dei travel vlog, dei full timer, no? Che sono quelli che vivono in camper e fanno i video, la vita in camper, eccetera. Una cosa che pensavo di essere anch'io. In realtà no, il mio canale è tutt'altro, non nel senso che è meglio, no, non c'entra assolutamente niente. È tutt'altro nel senso che è tutt'altra cosa. Come per dire, uno è un canale di cucina, uno è un canale di informatica, non esiste il meglio e il peggio, sono due cose diverse. Cioè, questo è un vlog. Il tema principale è la vera anarchia e la vera libertà, che non significa fare i disgraziati, sporcare, buttare cartacee, farsi la cresta, orecchini, piercing, tatuaggi, assolutamente no, anzi quella è un'altra forma di schiavitù, e parla un po' di tutto. Ma soprattutto perde il filo, sì. Però vabbè, nel caso in cui si perde il filo, si fa finta di niente, si ritorna al discorso di prima dei video che guarda Singano su YouTube, perché veramente mi chiedono, una delle domande che mi fanno più spesso: hai visto quello, hai visto quell'altro? E non so neanche chi sono, ma perché non mi interessa più di tanto il discorso full timer e quelle robe lì. Cioè io ho la mia vita con le mie cose, le mie pazzie eccetera. In questa vita c'è il dettaglio che io ho scelto un camper come casa, ma è solo un dettaglio. Io poi posso, non so, andare 2 giorni a dormire dalla fidanzata, posso andare in albergo, posso andare in campeggio, posso prendere l'aereo e andare, non so, a Barcellona in aereo, posso prendere il treno, cioè, hai capito? Tanti dal full timer si aspettano tutta un'altra cosa, quindi ragazzi, no, assolutamente, interpretiamo bene. Non è un canale di camper, eccetera, anche se spesso se ne parla perché mi piacciono, ma punto. Quindi Singano, che suspense! Sì, abbastanza, la tiro lunga, sì. No, volevo dire che i video che guarda Singano sono, allora, io direi, in termini percentuali, in primis abbiamo le candid camera,
soprattutto quelle straniere, perché perdonami, io non sono razzista, però è un discorso molto particolare, difficile da far capire, perché se io ti dico, oddio, come la spiego? No, non posso spiegarla perché ci vuole tempo, ci sono tanti sillogismi, devo prenderla tanto larga e farti tutto lo specchio dell'insieme. Però diciamo che per quanto non sia razzista e consideri il razzismo come una delle cose più stupidi e demenziali della Terra, riconosco che ogni posto, luogo, cultura ha la sua percentuale, ecco, forse questo è un termine che aiuta molto, sottolinealo, percentuale di caratteri, abitudini, eccetera. Quindi io adesso non posso neanche dire quale popolo estero ho visto che è molto permaloso, un altro è molto delinquente, un altro è molto accogliente con gli stranieri, eccetera, 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 eccetera. Quindi, ma perché sigano sto discorso? No, cioè perché sta buono, sta calmo, che arrivo come sempre. Perché preferisco ste candid camere straniere a quelli italiani, non perché i stranieri sono più bravi, ma perché veramente in certi stati, non faccio nomi perché ci sono tu che ci abitano, abbiamo veramente tu in tutto il mondo, proprio in tutto il mondo, America, Australia, qualsiasi posto. Comunque ci sono questi stati, questi posti dove la gente è estremamente violenta, secondo me a causa delle usanze. In certi luoghi è perché mangiano molta carne e molti zuccheri. Chi è un po' esperto in scienze saprà che ad esempio la carne influenza molto il comportamento umano, l'aggressività, eccetera. Gli zuccheri influenzano molto il fatto di essere tipo un po' scattosi, pazzerelli, schizofrenici, esaltati, esagitati, eccetera, eccetera. L'alcol anche stessa cosa, quindi hai capito, ci sono veramente, in più dopo c'è la cultura, per carità, i film che girano lì, tutto quello che vuoi, per carità, ma ci sono veramente questi stati dove vanno a fare i video, sti youtuber, sti qua che fanno le candid camera, che trovi gente veramente estremamente violenta, cioè lì le prendono, ma le prendono di brutto, cioè loro devono scappare sempre, fanno quella roba da noi, al massimo una parolaccia, oppure su 100 volte 2 gli arriva la pappina o il pugno, ma un 2%, là il 99% è una cosa pazzesca. Quindi io adoro veramente le candid camera straniere, guardo veramente quasi tutti i miei video sono candid camera straniere, perché vedo quella gente, perdona se posso ancora sembrare razzista e anche molto offensivo, come uno stato embrionale dell'essere umano, umano nel senso etimologico proprio puro. E perché? È un po' come studiare gli animali. A me piace studiare gli animali, o un po' anche i bambini, perché riscopri gli istinti e gli inconsci che tuttora noi ci portiamo dietro, perché siamo anche noi, cioè siamo il risultato dei nostri fratelli animali, cioè capito, sono antenati in qualche modo, no? Cioè senza in qualche modo, sono i nostri antenati, punto e stop. E quindi tanti nostri comportamenti, vizi, abitudini, eccetera, eccetera, veramente, se tu sempre con la mentalità molto aperta e con tantissima concentrazione e spirito di osservazione, puoi vedere molte persone equiparate veramente a certe bestie. C'è chi è il ragno che prepara, no, le trappole, eccetera, eccetera, c'è chi è la tigre che è incazzato, c'è chi è il pappagallo, c'è chi è il musso che è testardo. Caratteristiche, le caratteristiche, ogni parte della singola caratteristica, no? E io vedo in questi stranieri, ok, veramente questo misto tra animali e esseri umani. Beh, a volte gli animali ti assicuro che sono, non dico molto meglio, molto meno peggio. Tu mi dirai la stessa cosa? No, non è la stessa cosa. Pensaci. Thank you.